Allora, innanzitutto io ringrazio gli organizzatori del convegno per questo invito che mi ha offerto l'occasione di leggere, almeno per una volta, non i papiri, ma documenti relativi a studi e ricerche sul mondo antico che non sono di poco interesse per la storia del Novecento. Non si Dovrebbe vede? partire il PowerPoint. Non Il tecnico ci sente, eccolo, perfetto, grazie. venuto fuori? Sì, Sì. eccolo. Io lo vedevo qua, perciò pensavo ci fosse. Sì, certo, io dovrei essere una Trina quest'oggi per rappresentare degnamente gli amici e colleghi Guido Bastianini e Rosario Pintaudi, che non hanno potuto essere presenti e hanno delegato a me l'onore, anche onere, di presentare questo lavoro che dovrebbe essere comune. Si tratta di uno sforzo di ricomporre documenti antichi e moderni che sono andati dispersi per le ragioni più disparate, dai documenti scritti su papiro nei millenni passati a quelli che ne testimoniano il recupero negli ultimi 2 secoli. Allora, come premessa, io comincio col citare direttamente quanto mi ha comunicato il Bastianini e che poi sarà oggetto di un suo studio. Dice: da una rapida indagine all'Istituto Papirologico Vitelli di Firenze sono emersi numerosi frammenti papiracei provenienti dagli scavi antibagnani a Tebtunis degli anni 1930-34. Una parte di questi materiali, frammenti minimi per lo più non utilizzabili a fini ecdotici, è ancora custodita nei contenitori in cui sono pervenuti dall'Egitto. Sono una dozzina fra scatole di cartone e scatole di metallo, come quelle che abbiamo noi nel museo qui. In alcuni casi sono conservate all'interno delle scatole delle buste, su cui è sommariamente riportato il luogo di rinvenimento, con la relativa data. Sarà sicuramente, sempre Bastianini parla, ma siamo tutti d'accordo ovviamente, sarà sicuramente utile una rassegna precisa di queste indicazioni, al fine di confrontarle con altre analoghe esistenti per i papiri patavini, nonché con eventuali allusioni ai medesimi siti contenuti nelle carte dell'archivio Anti, di quello di Gilberto Bagnani e dei carteggi conservati alla Biblioteca Medicea Laurenziana. Da ultimo, ma non di scarso rilievo, c'è un fatto che è stato verificato da Rosario Pintaudi, che consiste nel fatto che nei sotterranei del Museo del Cairo esiste ancora una cassa che è piena a sua volta di scatoline di cartone, contenenti per lo più frustoli, come sempre oramai purtroppo, di papiri provenienti dallo scavo del 1934, che era stata destinata alla spedizione in Italia, ma in realtà non ha mai lasciato l'Egitto. Per avere la prossima faccio io o... Sì, così. Dall'inizio si era stabilito che i papiri che fossero stati scoperti nello scavo Anti a Teptonis fossero assegnati a Firenze, in base a un accordo non scritto fra Girolamo Vitelli e Carlo Anti. Ma non tutto andò come previsto e una parte dei papiri approdò anche a Padova. Molte notizie in merito si leggono nella corrispondenza di Carlo Anti, Girolamo Vitelli, Evaristo Breccia e Medea Norsa, degli anni fra il 1928 e il 1935. Un'ultima traccia di passaggio di papiri fra Padova e Firenze è testimoniata in una lettera di Vittorio Bartoletti a Carlo Anti del 9 dicembre 1953 da Pisa, in cui esprime la propria gratitudine per l'accoglienza riservatagli da Carlo Anti, 1953 siamo, nel corso di una sua visita a Padova, da cui aveva riportato a Firenze due papiri figurati, che vennero subito pubblicati nei papiri della Società Italiana. Questa lettera si trova nel fondo Anti conservato qui all'Istituto Veneto. Come i papiri da Tebtonis approdati a Padova acquistano significato soltanto se confrontati con quelli delle altre collezioni, fra tutte in primis quelle di Firenze,
Così gli scambi epistolari che li concernono sono conservati a Venezia, Padova e Firenze e vanno letti contestualmente, perché le loro testimonianze si intersecano. Nell'archivio Antiche, diviso fra Padova e Venezia, ho potuto contare in via preliminare, relativamente agli scambi epistolari avvenuti fra Carlo Anti, Girolamo Vitelli, Medea Norsa ed Evaristo Breccia, 3 lettere del 1928, 2 del 1929, 15 del 1930, 22 del 1931, 6 del 1932, 8 del 1934 e 4 del 1935. Rosario Pintaudi ha a disposizione per studio, ricerca ed edizione le lettere dei fondi Norsa Vitelli Breccia Bartoletti. Il catalogo delle lettere negli archivi Norsa e Vitelli è ora completo. Le lettere di Carlo Anti, conservate nei carteggi fiorentini Norsa e Vitelli, appartengono agli anni fra il 1929 e il 1931, per riprendere in quello Norsa nel 1940. E questa è la situazione del materiale che abbiamo a disposizione. Ora, quanto segue invece è frutto di quello che ho elaborato io per conto mio, leggendo alcuni documenti che ho pensato di farvi vedere perché mi pareva interessante per diverse ragioni. Quindi alcune testimonianze dell'archivio Anti ci consentono delle osservazioni che riguardano l'approccio metodologico di Carlo Anti a Tebtunis e ai suoi papiri. E le prime che io ho fatto in ordine cronologico attengono all'argomento di questa sessione di lavori del convegno, che dovrebbe essere la dimensione nazionale ed internazionale di Carlo Anti. Ora ne abbiamo un saggio nello scambio epistolare fra Carlo Anti ed Enoch Peterson, avvenuto fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 1931. In tutto 3 lettere di Peterson e una minuta di Anti, conservate sempre qui all'Istituto Veneto. Enoch Peterson aveva diretto gli scavi di Caranis dal 1926 al 1935. L'esplorazione, devo fare questa premessa altrimenti poi se no non si capisce come entra Anti nel discorso. L'esplorazione archeologica di Caranis nel Fayum nord-orientale, intrapresa fin dal 1924-25 dall'Università del Michigan, aveva lo scopo dichiarato di ottenere un quadro ragionevolmente completo dei diversi aspetti della vita in un centro abitato della Cora egiziana sotto il governo tolemaico e romano. Lo scavo stratigrafico doveva tener conto di ogni reperto, papiri compresi, per poter studiare la vita pubblica e privata di questa località, che diventava così il primo modello di indagine interdisciplinare di un sito egiziano d'età ellenistica e romana. Siamo nel 1924-25. L'iniziativa venne accolta fin dall'inizio dall'entusiastico consenso della comunità scientifica, in particolare da Mikhail Rostovtsev, che nella sua storia economica e sociale del mondo ellenistico avrebbe poi fatto largo uso dei dati offerti da Caranis. Di fatto il Fayum era stato fino ad allora visitato per sondaggi di scavo destinati per lo più al solo recupero di papiri, cosa che aveva incrementato gli scavi clandestini e il mercato antiquario, sconvolgendo il contesto archeologico dei ritrovamenti. Che Carlo Anti, direttore dello scavo di Tebtulis nel 1930, intrattenesse rapporti con la missione americana di Caranis si giustifica appieno con l'interesse metodologico che quello scavo aveva suscitato nella comunità scientifica internazionale. Da una lettera di Enoch Peterson di lunedì 28 gennaio 1931 veniamo a sapere che una visita di Carlo Anti, accompagnato da Bagnani e dall'architetto Fausto Franco, era gioiosamente attesa a Caranis per il sabato successivo, 31 gennaio. Peterson aveva previsto di ricambiare la visita a Tebtunis lunedì 9 febbraio, ma non gli era stato possibile muoversi causa la pioggia, perché piove anche in Egitto qualche volta. La compagnia con cui
Perciò la gita era stata programmata sì per la successiva domenica 5 febbraio. La compagnia con cui Peterson si sarebbe recato a visitare Tebtunis sarebbe stata perciò più grande del previsto. Difatti, come si legge in una lettera di poco successiva, i visitatori sarebbero arrivati domenica nel pomeriggio, poiché troppo numerosi per farsi invitare a pranzo. Erano Enoch Peterson, il papirologo Schumann, Michael Rostovtsev, accompagnato dalla moglie Sophie, e il dottor David Askren con la moglie. Il dottor Askren era in origine un medico missionario americano in Egitto, che allora esercitava nel capoluogo del Fayum, Medinet el Fayum, e fungeva da medico della missione americana, che non era soltanto a Karanis, ma anche a Soclopaiunesos. Però il dottor Askren, oltre che di malati, e forse più che di malati, si era interessato molto anche del commercio di papiri e perciò amava accompagnarsi a queste spedizioni. Interessa ancora notare che nella sua prima lettera del 28 gennaio 1931 Peterson scrive di essere contento di vedere di nuovo Anti. Ciò, al di là della formula di cortesia, lascia intendere l'abitudine che avevano a frequentarsi. Di fatto ne abbiamo conferma da una lettera di Medea Norsa a Evaristo Breccia del 10 febbraio 1929 dal Cairo, in cui dà la notizia che quel giorno Carlo Anti era andato a Karanis con Giovanni Capovilla. Capovilla era un professore al liceo italiano del Cairo che era incaricato dalla Società Italiana per la ricerca dei papiri in Egitto di tener d'occhio il mercato antiquario dei papiri. Quella del 10 febbraio 1929 era stata forse la prima visita di Anti, che dal marzo 1928 aveva assunto la direzione della missione archeologica italiana in Egitto al sito di Karanis. Karanis, che di fatto era il primo modello di scavo stratigrafico del Fayum. Soltanto 10 giorni prima aveva messo per la prima volta piede a Tebtunis, della cui concessione avrebbe l'anno dopo assunto la guida, allo scopo di esplorare la città metodicamente, con scopi nettamente archeologico-topografici. Questo per quanto riguarda Carlo Anti e Enoch Peterson e il metodo degli scavi nel Fayum, perché di fatto così Tebtunis diventa la seconda città scavata con metodo rigorosamente archeologico, stratigrafico e topografico. Le altre due testimonianze sono attinte da alcune lettere fra Carlo Anti e Medea Norsa, che sono anch'esse, come quelle di Peterson, conservate qui all'Istituto Veneto. Queste lettere mettono in luce, oltre agli interessi scientifici e al metodo di lavoro dei corrispondenti, anche la genuina attenzione dell'archeologo Carlo Anti per quanto i papiri testimoniano relativamente alla vita culturale e socio-economica degli antichi centri da cui emergono, specialmente se ciò avviene in uno scavo e non sul mercato antiquario. Adesso ci occupiamo di Carlo Anti e dei papiri del Tempio di Socnebtunis. In una lettera di Medea Norsa a Carlo Anti da Firenze, 28 novembre 1932, si trattano questioni testuali e interpretative sollevate dai termini greci presenti nei papiri scavati a Tebtunis, che prontamente venivano editi nei volumi dei papiri della Società Italiana. L'intento era quello di collocare il contenuto dei papiri nel contesto urbano di provenienza. Questa lettera cade nel momento in cui Carlo Anti, divenuto rettore a Padova, lascia la gestione della missione a Bagnani, non potendo più assicurare la sua presenza sul sito. Di fatto Carlo Anti ritornerà poi a Tebtunis solo nel 1933 in occasione della visita che i sovrani d'Italia fecero agli scavi. Medea Norsa scrive: Gentilissimo professore, grazie della lettera. Vi leggo una notizia che non mi fa piacere. Sono persuasa che ella saprà bene organizzare la missione archeologica d'Egitto anche da Padova.
mi consenta però di dire che la sua presenza in Egitto non è elemento né indifferente né trascurabile e che dal nostro punto di vista non possiamo essere lieti che le operazioni laggiù si svolgano senza di lei, punto esclamativo. Ma se questo è necessario per altre buone ragioni, pazienza. E poi entrano nel discorso. Quanto ai preti di Teptunis, chiama così gli hiereis del Sacro Tempio di Socneptunis, di Teptunis, quanto ai preti, nessuno può affermare con assoluta certezza se Didymos, che era un personaggio che si trova nel papiro della Società Italiana 1145, che era stato trovato appunto in un ripostiglio che era attiguo al Tempio di Socneptunis. Quindi non si sa, se dice Norsa, se questo Didymos fosse Pastoforos o Hiereus. Per questo abbiamo attenuato la nostra affermazione con crediamo. Evidentemente Anti aveva chiesto ragione di questo fatto e voleva capire meglio la questione. Che nei Pastoforia abitassero anche sacerdoti di grado più elevato è cosa nota, perché i Pastoforoi si trovavano gerarchicamente più in basso rispetto agli hiereis, cioè ai sacerdoti. E dice sempre Norsa, è noto che nei Pastofori abitassero anche sacerdoti di grado più elevato, ma questo non significa che i Pastoforoi ne fossero esclusi. Se i Pastoforia si chiamano così, bisogna pure che i Pastoforoi ci entrassero per qualche cosa, almeno in origine, anche se poi le condizioni siano mutate. Pare possibile che si chiamassero Pastoforia per il fatto che i Pastoforoi ne erano esclusi? E questo ci fa capire come ci fosse tutto un discorso sotteso fra Carlo Anti e Medea Norsa su questa terminologia e su quelle che erano le condizioni su chi abitava nel Tempio, entro il Temenos. Quanto ai documenti trovati entro il Tempio, mi par prudente non avventurare ipotesi finché non si conosce il contenuto dei documenti demotici, tanto più numerosi dei greci. E in ogni caso, anche di quelli greci, non si può dire che tutti i documenti trovati nel Tempio riguardano sacerdoti e non pastoforoi, perché in primo luogo ci sono parecchi documenti privati dai quali non risulta che i contraenti fossero sacerdoti. In secondo luogo, perché in un ammasso di carta fuori uso, come erano i depositi del Tempio, potevano essere raccolti anche documenti estranei al Tempio e quindi, fino a più ampio e accurato elenco di tutti i documenti trovati, è meglio sospendere il giudizio. Poi c'è un secondo scambio di lettere, che invece del 35, e sono due lettere di Medea Norsa del 3 e dell'8 marzo del 1935 e poi c'è la minuta della risposta, una risposta molto piccata di Carlo Anti alla lettera di Norsa. E ci fanno sapere queste lettere che Carlo Anti, sempre interessato a quanto Ostraca e Papiri potessero raccontare ad arricchimento del dato archeologico, aveva coinvolto l'illustre collega Arturo Miolati, chimico dell'Università di Padova, che aveva promosso fra l'altro la facoltà di farmacia, aveva fondato la facoltà di farmacia all'Università di Padova a quel tempo, l'aveva coinvolto nella ricerca di nuovi metodi per far riemergere la scrittura su Ostraca e Papiri. E questo è un anticipo dell'interdisciplinarietà così proficuamente praticata oggi nel campo dei beni culturali. E anche in questo caso io lascio la parola ai testi, cioè vi leggo quello che si dicono. Allora, cominciamo con la lettera di Norsa, siamo 5 marzo 35. Gentilissimo professore, le restituisco le fotografie degli Ostraca qui accluse, vi si legge qua e là qualche sillaba. Per ricavarne un senso, se mi è possibile, ci vorrebbe tempo e pazienza in misura tanto eccessiva che io credo non si trovi facilmente la persona disposta a tentare l'impresa. Certamente io non posso disporre di tale dose di tempo, è molto dura Medea Norsa in questo caso. Quanto al metodo trovato dal professore di cui ella mi scrive, vorrei sapere soltanto così all'ingrosso in che cosa consiste. Data la mia assoluta ignoranza scientifica, non pretendo di capire il procedimento nuovo.
ma solo la pregherei di accennarmi in cosa consiste. Quello che vedo scritto nel verso delle 3 fotografie non è niente di nuovo, è il solito metodo usato già da anni dagli Alinari e dai fotografi di Berlino, Parigi, eccetera. La novità consisterà probabilmente in qualche reagente chimico che faccia rivivere la scrittura svanita e sarebbe davvero una bella novità, perché sarebbe applicabile anche ai papiri. Se dunque il professore di Padova ha trovato un mezzo per far rivivere la scrittura con tali inchiostri, sarà una bella cosa. Poi ritorna sugli ostraca. Non facciamo fotografare ostraca perché non hanno interesse. Sono le solite ricevute di tante artabe di grano e simili che 50 anni fa avevano valore. Ora non ci apprendono niente di nuovo. E questa è la risposta di Anti. Egregia signorina. La novità del procedimento sperimentato sta appunto nel reagente adottato. La persona che lo propone è forse il maggior chimico fisico che viva in Italia e doveva bastare questo a far capire che non può essersi limitato a rifare quanto fanno i fotografi mestieranti. E così la straccia. So benissimo che gli ostraca in genere hanno pochissimo interesse. Mi permetta tuttavia di dirle che potrebbero averne notevole per gettar luce sugli edifici trovati. Parla l'impurus archeologus al purus philologus. Ma nel caso sottoposto l'eventuale testo non ha importanza il procedimento. D'altra parte non si può avere sotto mano sempre un testo letterario completo e nuovo e gli esperimenti vanno fatti in corpore vili. Pazienza, provvederò per altra via, visto che lei non ha tempo per collaborare a tentativo che potrebbe essere prezioso per i nostri studi. Allora la Norsa poi risponde e dice: gentilissimo professore, mi rallegro molto della bella scoperta che ella ora, sottolineato, mi annunzia. Il reagente chimico per far rivivere le scritture sugli ostraca, applicabile in seguito ai papiri. La mia domanda era dunque ben giustificata e se ella avesse avuto la compiacenza di accennarmene nella sua prima lettera, non le avrei dato la noia di rivolgerle quella domanda che, è evidente, ella ha interpretato in senso che non aveva. Di ostraca noiosi e papiri burocratici ne abbiamo pubblicati a centinaia. Nessuno può sospettare di noi, quanto ad assumersi lo studio di testi poco divertenti. Seguono 2 punti esclamativi. Ma nelle fotografie che ella mi ha mandate io non ci leggo nemmeno una parola con sicurezza. Le auguro migliore fortuna con altri lettori. Poi c'è un post-scriptum. Non dubito che il professor Miolati saprà perfezionare il suo metodo. Ma le ripeto, per ora, se da qualche rara sillaba leggibile tentassi di completar parole, queste sarebbero congetture e non letture. C'è una postilla. Forse a questo episodio si può collegare l'invio di alcuni frammenti da parte di Medea Norsa a Carlo Anti nello stesso anno 1935, il 15 dicembre. Erano contenuti in una busta intestata Société Royale d'Archéologie d'Alexandrie, su cui la Norsa aveva annotato: i frammenti sparsi sono per esperimento dei reagenti. I frammenti chiusi, ciascuno in foglio a parte, dovrebbero essere fotografati per vedere se rivivono le parole, sbiadite o quasi scomparse. Dalla lettera che li accompagnava si apprende che i pezzi dovevano essere capitati da una cugina della Norsa, Gemma Barzilai, medico specialista in ginecologia, con incarico all'Università di Padova, che nell'occasione poteva presentare le proprie credenziali al rettore dell'università in vista della futura carriera. Quindi in realtà non si capisce quanto Norsa ci credesse a questi esperimenti o quanto volesse proprio avvalersi di questa occasione in realtà per presentare la cugina. Comunque, per concludere, attingendo ai carteggi di questi insigni studiosi che rivestono talora ruoli pubblici di rilievo, operando in tempi difficili, bui della nostra storia, troviamo spunti indispensabili per meglio comprendere il loro metodo di ricerca, ancora attuali.
Certo molto resta da fare, soltanto la catalogazione del materiale d'archivio, l'edizione completa delle lettere in cui si troveranno gli incroci, gli avvenimenti, notizie e commenti potrà un giorno rendere più definitivo questo quadro finora solo abbozzato. Comunque io voglio aggiungere un'ultima cosa, che fra tutte le varie buone ragioni per questo convegno potremmo metterne ancora una. Cioè quest'anno cadono 140 anni dalla nascita della Medea Norsa, che era nata il 26 agosto 1877. E quindi questo si può aggiungere, con questo io mi taccio e spero di non essere stata troppo noiosa. Ecco,